Qualche secolo dopo Marco Polo, il Veneto riscopre la Cina. Come annunciato nel precedente numero di Azienda Italia, lo fa attraverso una delle più belle ed interessanti mostre legate al centenario della prima trasmissione radiofonica effettuata da Guglielmo Marconi. 100 anni di radio e design ha proposto, con l'esposizione negli archivi imperiali della città proibita a Pechino, un secolo di evoluzione stilistica e tecnologica proprio attraverso lo studio del design dell'apparecchio radio. La manifestazione è stata resa possibile proprio dal contributo della Regione Veneto, una scelta, spiega il presidente della Regione Giancarlo Galan, che integra il messaggio culturale con le grandi capacità imprenditoriali proprie del Veneto. Se la cultura è anche ambasciatrice dei popoli, ambasciatrice della loro amicizia e dei loro legami anche di natura economica, ecco, il Veneto ha scelto proprio questa via. Siamo venuti, abbiamo sponsorizzato questa mostra perché ci interessa, intanto era di altissimo livello e poi portava un messaggio in un paese che a noi geograficamente molto lontano ma politicamente vicino per le relazioni che sono state già da anni avviate. Lei ritiene che questa sua visita abbia schiuso delle nuove possibilità agli imprenditori veneti? E io spero di sì. Il Veneto esporta un modello, quello della piccola e della media impresa. Ecco, io quello che volevo e che voglio fare è esportare quel modello e portare vantaggio anche a popoli lontani, meno fortunati di noi, che possono seguire quell'esempio che il Veneto ha dato e che continua a dare anche oggi. Quindi la locomotiva dello sviluppo italiano in marcia verso la Cina? La locomotiva in marcia verso la Cina solca i mari e in marcia verso tutto il mondo, dove veniamo additati davvero come un modello, e questo ci riempie di orgoglio e di desiderio di fare sempre di più e sempre meglio. La Cina rappresenta dal punto di vista economico una grande scommessa per gli imprenditori. I recenti segnali di apertura e il suo tasso di sviluppo vicino al 13% contro il 3% in media dei paesi dell'Unione Europea stanno aprendo grandi opportunità e le imprese italiane non sono state a guardare. Già attualmente l'Italia è molto forte commercialmente in Cina. È il secondo partner commerciale della Cina all'interno della comunità europea. Siamo preceduti solo dalla Germania in questo momento. Per quanto riguarda i settori, l'Italia è già molto forte in tutti i settori della meccanica. Parlo molto forte in termini di export. La meccanica, la tecnologia italiana è molto apprezzata, soprattutto nei settori strategici per l'economia cinese, cioè quelli delle macchine dell'industria tessile, dell'industria ceramica, dell'industria calzaturiera e conciaria. Quindi è senz'altro il caso, direi, di continuare a fare degli sforzi per mantenere o addirittura rafforzare le proprie posizioni in questi settori. Nonostante la presenza in Cina dei grandi gruppi industriali italiani sia ormai una realtà consolidata, sono ancora una volta le piccole e medie imprese ad essere in primo piano nell'assalto al miracolo economico cinese. Ma sono ancora molti gli spazi che gli imprenditori italiani possono conquistare. Noi ci siamo posizionati per un'assistenza alle piccole e medie imprese. Molti ritengono che queste aziende abbiano difficoltà ad entrare sul mercato. Io credo invece che se non ci fossero le piccole e medie imprese, il nostro export, il nostro commercio estero, cioè con la Cina, sarebbe molto ridotto. Quali ritiene siano i settori dove gli imprenditori italiani possano entrare con maggiore successo? Dunque, i settori che al momento mi sembrano più interessanti in Cina riguardano senz'altro il settore dei materiali di costruzione, cioè la produzione di tecnologie per la produzione di materiali di costruzione, per l'edilizia. La Cina sta avendo un grande boom immobiliare, quindi è evidente che questo è un settore importante e l'Italia in questo campo può dare molto. Poi altri settori che riguardano la produzione di beni destinati all'industria leggera, mi riferisco ad impianti e attrezzature per la produzione agroalimentare, per la produzione di abbigliamento tessile, attrezzature per la sanitaria da bagno, rubinetteria, la componentistica per auto, e l'Italia in questo caso è posizionata molto bene. La penetrazione dell'imprenditoria italiana può avvantaggiarsi di un fatto singolare, la passione dei cinesi per molti prodotti della nostra cultura, che diventa così la migliore ambasciatrice delle imprese. Ormai dopo 3 anni di esperienza come direttore dell'Istituto di Cultura, devo dire che ogni volta che abbiamo avuto queste manifestazioni con delle sponsorizzazioni notevoli come questa del Veneto, c'è stata un'immediata ricaduta in senso economico. Infatti proprio oggi, durante l'inaugurazione, il Presidente
del Veneto ha incontrato un membro del Partito Comunista Cinese che aveva curato i rapporti bilaterali a Roma negli anni '80, che ha detto che la regione dello Hebei, che è la regione diciamo a nord di Pechino, che è già gemellata col Veneto, è pronta a ricevere una delegazione ufficiale del Veneto perché è molto interessata a proseguire, perché già ci sono dei rapporti solidi tra le aziende venete e la Cina, in particolare questa regione, e addirittura lui è sicuro che ci siano degli sviluppi. La mostra 100 anni di radio e design, curata da Tecnopadova e dalla Scuola Italiana di Design, ha destato interesse e curiosità in un popolo che utilizza ancora l'apparecchio radiofonico molto più che non la televisione. A destare curiosità ed interesse sono stati quindi anche quei prototipi di apparecchi radiofonici che guardano al futuro. I modelli prodotti dagli allievi della Scuola Italiana di Design chiudono la serie dei modelli presentati 100 anni di radiodesign e sono i modelli che cercano di guardare alla radio del futuro, magari con un tocco un po' provocatorio oppure con qualche innovazione tecnologica che tenga conto dei mutati stili di vita della nostra società. La radio casalinga a forma di vaso di fiori è sicuramente un'innovazione un po' provocatoria. La radio che si mette in sintonia spostandola come un carrello, oppure quella che segue l'ascoltatore a seconda dei suoi spostamenti, sono tutti esempi di creatività e delle capacità dei ragazzi di inventarsi forme nuove che possono trovare all'interno dell'industria applicazioni interessanti. La radio guarda quindi verso il futuro, ma non solo per quello che riguarda il design. Franco Monteleone, studioso dell'evoluzione dei mass media, ha presentato in una tavola rotonda a margine della mostra il suo libro Storia della radio e della televisione in Italia e scommette proprio sulla radio nel confronto tra i due mezzi di comunicazione che hanno fatto la storia degli ultimi decenni. La radio è uno strumento di comunicazione che ha caratteristiche ormai radicalmente diverse dallo strumento televisivo, il quale al suo interno già comincia a manifestare segmenti di diversità radicali. Quindi noi parleremo sempre di più di uno strumento radiofonico che ha una sua specificità, che avrà grazie alle tecnologie digitali una qualità di ascolto, una possibilità di ascolto sempre maggiore, e quindi noi ci avviamo verso un sistema in cui paradossalmente la radio riuscirà a rimontare quel gap generazionale, se vogliamo, tra sorelle vecchie e giovani, che è quel primato che la televisione le aveva tolto.